Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua nuovamente, siamo tornati. Aspetta che abbasso un po' il volume dell'inizio, facciamo andare la sigla. Che è bellissima. Che Avevamo cambiato le mongolfiere, abbiamo fatto tutto un nuovo restyling. Esatto, bravo, dagli Egi ci parla Remo Omar o Omar Remo. Remo Omar va benissimo, ciao a tutti, ciao Rossella e ciao agli ospiti. Oggi giornata prima assoluta di questa nuova serie. Sì, stagione. Che è oggi 17 ottobre. Sì. E lo scorso anno, prima puntata, 17 ottobre. Ah, ma siamo ripetitivi. Esatto. Siamo un po'. Solo che adesso siamo di martedì sera. Esatto, bravo, perché uno dice, come può essere stesso giorno? Stesso giorno perché quest'anno cambiamo, siamo di martedì. Il prossimo anno faremo mercoledì e poi ci pensiamo. Poi ci pensiamo. Va bene, io direi di passare subito col primo ospite. Sì, passiamo perché abbiamo una serata abbastanza intensa. Sì, e anche tecnicamente è tutto da vedere, ma comunque per il momento ci siamo. Allora, il nostro primo ospite è da Catania. Da Catania, infatti abbiamo subito fatto uno svolazzo veloce con la nostra mega mongolfiera super ecologica. Siamo atterrati a Catania dove c'è un bel caldino ancora, siamo molto contenti di essere qui e diamo il benvenuto a Marco Pirrello. Benvenuto Marco. Grazie, un saluto a tutti e grazie per l'invito. Allora Marco è un regista, videomaker, ha scritto anche un libro. E noi l'abbiamo chiamato perché appunto ha avuto l'occasione, adesso ci racconterà anche come mai, di viaggiare nella striscia di Gaza di recente. E allora noi avevamo la curiosità di sapere com'era Gaza prima delle macerie che stiamo vedendo in questi giorni e di capire, anche cercare di capire, insomma, ecco, alcune cose che stanno succedendo. Prego Marco. Allora, prima delle macerie di questi giorni c'erano comunque delle macerie a Gaza. Prima delle macerie che ho visto io c'erano delle altre macerie, quindi diciamo quello che stiamo vedendo è un'amplificazione tremenda a seguito di un fatto altrettanto tremendo, comunque non trovo altro aggettivo, che abbiamo tutti visto dal 7 ottobre a oggi. Io sono stato nella striscia di Gaza nei territori occupati a fine 2021, a 4 mesi dopo quella che sino ad allora mi raccontavano come una delle peggiori escalation, una delle peggiori guerre, peggiore addirittura dei 51 giorni del 2014, ovvero l'escalation di maggio 2021, durante la quale persero la vita più di 250 persone, tra le quali una sessantina, 66, 68 bambini. La prima immagine che ho, ovviamente tra le tante che difficilmente riesco a
che non posso dimenticare, c'è superato definitivamente il valico di Erez, quindi il confine nord di Israele e Gaza, dopo i 3 controlli israeliani e i 3 palestinesi, il cartellone con le immagini di questi 66 bambini. Sono numeri che adesso fanno incredibilmente impallidire, oltre che impaurire rispetto alle statistiche che ci si palesano davanti, dato che l'attentato di Hamas ha prodotto quasi 1400 morti israeliani, che in 10 giorni appena si sono tramutati in una risposta che ha prodotto 2800, stando alle statistiche di questo pomeriggio di Al Jazeera, dal lato palestinese. Quindi non si ha più una reale dimensione, cioè paradossalmente più ci arrivano le cifre, meno secondo me si riesce a immaginare l'enorme portata di questo disastro umanitario. E ascolta Marco, tu anche chi voleva capire o viaggiare o vedere andava in Cisgiordania o nella West Bank, insomma, come viene chiamata spesso, ma entrare a Gaza era difficilissimo. Tu come ci sei riuscito? Allora, a Gaza si entra, stavo dicendo si entrava, ma ora sarà ancora più così solo se innanzitutto Israele ti dà il permesso di farlo. Non significa che è solo quello il permesso che bisogna ottenere, perché subito dopo va ottenuto il permesso lato palestinese, in questo caso Hamas, perché come sempre più persone in questo momento, da questo momento in poi si stanno rendendo conto, non è nemmeno facile capire come politicamente funziona la Palestina, perché se nei territori occupati, ovvero West Bank o Cisgiordania, Fatah, l'autorità nazionale palestinese, a governare politicamente, nella striscia di Gaza dal 2006 e dopo una guerra civile sanguinosa, fratricida tra Hamas e Fatah, è appunto il movimento islamico fondamentalista a governare e ad avere a tutti gli effetti dei loro ministeri. I permessi che io ho ottenuto, uno dei quali ho qui appeso a casa, è comunque del governo di Hamas. E io chiaramente non sono un pro Hamas. Ora la cosa assurda è che chiunque è stato lì secondo me non può esimersi dal dare una testimonianza, ma è incredibile come chiunque, visto che è stato lì, ha qualcosa da dire rispetto alla narrazione quantomeno sbrigativa o facilona che i media occidentali soprattutto danno, sembra debba difendersi o scrollarsi di dosso una sorta di apparente vicinanza agli atti che hanno visto morire 1400 israeliani. È come se a me, in quanto catanese, in quanto siciliano, chiunque chiedesse se sono mafioso. O è come se, rispondendo, tornando al discorso di prima, di fronte a un attacco della mafia o delle Brigate Rosse o di qualsiasi altro gruppo, diciamo, radicato in un territorio piuttosto che un altro, lo Stato rispondesse bombardando il territorio di provenienza, piuttosto che cercando di radicare i responsabili. Certo. A Gaza si entra solo col permesso israeliano prima e di Hamas dopo, come detto, e fisicamente si entra principalmente dal valico nord, quello di Erez, mentre quello di Rafah a sud è quello che divide con la frontiera egiziana, e dopo 3 controlli israeliani arrivano 3 controlli palestinesi, dicevo, uno però che è quasi, diciamo, mi verrebbe a dire finto, comunque dell'autorità nazionale palestinese, che deve comunque avere una postazione lì. I 2 successivi, che sono nettamente più che difficili, tutto questo è una procedura noiosa, perché comunque ti chiedono un sacco di cose. Io prima di partire ho dovuto dire come si chiamava mio nonno paterno, come si chiamava mio padre e mia madre, che lavori facevano, più chiaramente indirizzi e informazioni di qualsiasi tipo. Allo stesso aeroporto di Tel Aviv sono rimasto bloccato per 45 minuti perché appena pronunciato il nome Gaza o ONG, visto che ero stato chiamato da Medicos del Mundo, un'ONG spagnola, per documentare il loro progetto, si sono subito allarmati, benché io avessi e potessi esibire permessi di ogni tipo. Quindi a Gaza non si poteva entrare, ma il problema è che di conseguenza da Gaza non si può uscire, cosa della quale sembra fregarcene sempre meno, visto che in questi giorni 2 milioni di esseri umani, visto che Gaza è una delle zone del mondo più densamente popolate, 40 km di lunghezza per appena 10 di larghezza, qualcosa veramente di difficilmente immaginabile per ognuno di noi. Adesso sono bloccati là dentro, mentre scene che per me erano di già difficile di gestione, ovvero i resti dei bombardamenti di appena pochi mesi prima, adesso io fatico a vedere le foto di Gaza City perché sembra un'unica maceria, non oso immaginare il porto, altre zone che comunque riconoscevo fino a poche settimane fa, non appena mi capitava di vedere online qualche foto. Tutta la popolazione è invitata adesso a lasciare la zona nord sino a Gaza City. Nella sola Gaza City abitano 600.000 persone, è qualcosa di troppo più grande di noi, ed è incredibile che nessuno stia alzando questioni.
sull'argomento. Allora, ricordiamo anche che Gaza è da 15-16 anni sotto assedio. Adesso è un assedio veramente feroce, ma anche prima parlavi di questi due valichi, no? Quindi un confine con Israele, un confine con l'Egitto e per tutto il resto un lunghissimo recinto con il filo spinato dalla parte della terra e il divieto di oltrepassare le 3 miglia marine dalla parte del mare. E questo è un grosso problema per la popolazione che in buona parte, insomma, molti di loro sono dediti alla pesca, ma naturalmente pescare entro 3 miglia vuol dire una grossissima limitazione nelle possibilità. Grossissime limitazioni anche sulle merci in entrata, e spesso le merci erano per esempio il cemento per ricostruire gli edifici che in vari momenti, in varie ondate sono stati bombardati, quindi difficoltà nel reperire beni di prima necessità, la benzina che serve anche per far funzionare i generatori, quindi per avere l'elettricità Sì, e i medicinali. Far uscire le ambulanze anche era un problema, non sempre sono riusciti a portare fuori feriti gravi per farli curare in ospedali attrezzati in modo più efficace rispetto a quello che ci può essere a Gaza. Peraltro adesso mi dicono che è stato bombardato un ospedale a Gaza, un ospedale Battista, con un numero impressionante di morti, ma insomma speriamo che poi vengano confermati numeri più piccoli. Che impressione ti aveva fatto, Marco, Gaza quando ci sei stato e le persone soprattutto? Allora, intanto è impossibile non notare che parole che adesso sembrano essere diventate di tutti i giorni, assedio, blackout, sembrano quasi non avere a che fare con la storia di quel territorio, quando invece, e l'ho documentato sia nelle mie immagini, ma comunque è stradocumentato, a Gaza si viveva comunque con 8 ore di luce e 8 ore di blackout quasi sempre, si poteva stare alla luce solo se si era dotati di generatori di corrente, il che significa, stando a quello che mi dicevano alcune persone, pagare una bolletta già 7 volte più alta in un posto in cui chiaramente le disponibilità economiche sono a dir poco limitate, così come assedio, un posto che è controllato così piccolo, 40 km per 10, che comunque è controllato per cielo, mare e terra, è comunque già sotto assedio. I pescatori, come dicevi tu, non possono andare oltre le 3 o prima le 6 miglia, comunque hanno a disposizione solo zone ormai poco pescose, di conseguenza appena sconfinano volontariamente o involontariamente, perché comunque devono portare a casa qualcosa, vengono rimandati indietro o con delle azioni di disturbo che generano delle onde o con speronamenti o con colpi di fucile. E ho raccolto anche delle testimonianze di pescatori che sono tornati con morti sulle loro barche. Come ho trovato la gente di Gaza o cosa ho provato? Innanzitutto una cosa stranissima, che mentre era evidente il controllo israeliano, perché i droni mi volavano sopra la testa quotidianamente, il ronzio dei droni, soprattutto quando la prima notte ho provato a dormire, era una delle cose più difficili da accettare e digerire. A poco ho anche percepito il controllo di Hamas, perché una delle cose più difficili in assoluto è stato ottenere i permessi per riprendere in esterna. Nonostante il nostro fosse un progetto che avesse una cornice internazionale copertissima, diciamo, strutturata, solida, 2 ministeri con i quali collaborare, però i permessi per girare in esterna, per il semplice fatto che fossimo lì a girare e loro volevano essere sicuri su ogni aspetto, sono arrivati solo il penultimo giorno della mia permanenza lì. E per esempio in una spiaggia deserta, solitaria, mentre ero lì a intervistare una persona, è arrivata una chiamata, l'ha detto la sicurezza, che aveva già schedulato minuto per minuto e mandato al ministero di competenza di Hamas, ricordo il ministero di Hamas, i nostri spostamenti. È arrivata una chiamata dicendo: perché siete ancora lì nella spiaggia? 3 minuti fa dovevate lasciare la spiaggia. E attorno a noi non c'era nessuno. Quindi mentre in quel momento il drone mi ricordava che Israele sapeva che io ero lì, scoprire che anche Hamas, quindi comunque i Gazawi, sono doppiamente controllati, doppiamente strangolati da questa forza oppressiva, inevitabilmente, al di là di tutti i ricami storici che possiamo fare sull'origine delle elezioni di Hamas 17 anni fa, è qualcosa di
assurdo e difficile da spiegare, ma che sento di dover ripetere tutte le volte che ho. In questo No, caso sai, quindi- è molto importante Marco questo che dici, perché secondo me molto in malafede, devo dire, e soprattutto purtroppo i media italiani questo si distinguono. Anche oggi ho dovuto sentire una sovrapposizione completa fra Hamas e la popolazione palestinese, quando le prime vittime di Hamas spesso sono proprio gli abitanti, perché come dici tu, intanto le elezioni sono state 17 anni fa, quindi le e dopo non è, ultime. sì, e dopo non è più stato possibile ripetere, avere delle elezioni libere o nessun tipo di elezioni. E è ancora se non sbaglio c'è ancora la pena di morte a Gaza, che viene esercitata dal governo di Hamas. Quindi la popolazione civile in realtà soffre una doppia repressione e veramente è surreale sovrapporre questo gruppo di terroristi, che poi si può anche andare a cercare di capire come mai hanno fatto un'azione così eclatante, e sottolineo quello che si dice in questi giorni: capire non vuol dire giustificare, ecco, ma insomma, però comprendere da dove è venuto fuori quest'odio, questa violenza. Però poi la popolazione civile insomma, è vittima su tutti i fronti, no? Sì, capire non vuol dire giustificare, raccontare non vuol dire giustificare, quindi quello che sto provando a fare, così come raccontare il fatto che una delle scene più dolorose che ho visto è stato un cinema totalmente abbandonato e chiuso, uno dei pochi relitti, diciamo, strutturali di cinema, mentre gli altri sono stati rasi al suolo, nella striscia non ci sono più cinema, e questo è per una precisa volontà del fondamentalismo islamico di Hamas. Quindi ti rendi conto ancora una volta che mentre la violenza che arriva dal cielo è chiara e netta, mentre i palazzi bombardati restano lì a dimostrare la violenza di pochi mesi fa o dei giorni nostri, altre prove altrettanto evidenti di violenza, seppur non fisica, anche se poi ce ne sono ancora lì da poter raccontare, sono altrettanto angoscianti. Io ho fatto tante domande a persone dalle quali avevo ottenuto un'importantissima fiducia. L'unica domanda alla quale non ho mai ricevuto risposta è stata quella su Hamas. Solo una volta un palestinese dei territori, però, quindi fuori, eravamo a Gerusalemme, mi ha risposto. Il resto erano tutti preoccupati, non mi guardavano più nemmeno con la stessa fiducia che mi avevano dimostrato fino a pochi minuti prima, mentre avevano risposto a domande di morti, di familiari, eccetera, quindi avevo già fatto, diciamo, incursione nella loro intimità. Quella su Hamas nessuno, e parlo comunque di gente che collabora con cooperazioni internazionali, quindi ha comunque un'elasticità mentale diversa dal locale puro, mi viene da dire, passatemi la banalizzazione. L'uomo che invece rispose lì a Gerusalemme mi disse: quelli di Hamas sono bravi a comunicare, cioè sono riusciti, e non sta a me poi andare a raccontare le origini storiche, nel 2006 a farsi carico della risposta che quella popolazione lì pensava di dover poter canalizzare in quella votazione lì, che come appunto abbiamo detto non ha dei seguiti. Non saprei nemmeno dirvi che seguito avrebbe adesso, perché comunque dobbiamo anche fare uno sforzo enorme, e anche questo non significa giustificazione, su un punto di vista che comunque è difficile per noi. Una mia amica che adesso è lì, quando ho provato a metterla in contatto con un giornalista italiano di una nota rete nazionale, mi ha detto: sono disponibile un'intervista purché la prima domanda non sia la solita, cioè condanni gli atti di Hamas, non perché io non potrei ragionare su quella cosa, ma a voi interessa solo sapere se io palestinese sono terrorista, non vi interessa sapere cosa vivo da 25, 30, 40 anni della mia vita. Quindi questo è uno scatto di prospettiva che dovremmo provare a fare senza appiattirci e senza giustificare quello che è altrettanto violento è successo. Allora, devo dire che girava in rete un pezzettino di un'intervista, credo alla BBC, dell'ambasciatore palestinese in Gran Bretagna, e che appunto a questa domanda tutti gli soci da Hamas, e lui ha risposto molto bene. Devo dire che però l'intervistatore è stato capace di gestire in modo equilibrato questa cosa. Purtroppo in Italia è un po' difficile in questi giorni guardare i notiziari, perché... Ma notiziari, cioè, mentre noi parliamo c'è la partita dell'Italia. Prima del fischio d'inizio hanno fatto un minuto di silenzio per i 2 morti di ieri a Bruxelles e per le vittime israeliane. Sacrosanto, ma perché c'è solo questa percezione? Perché manca addirittura la percezione?
È una cosa che sarà banale chiedersi, però continuo a non capacitarne. Cioè anche solo fare quello che stiamo facendo, cioè provare a essere oggettivi, perché deve essere visto fuori come un appiattimento verso il fondamentalismo o peggio ancora il terrorismo? Anche questa sera c'è una partita di Coppa di basket Bayer Venezia contro Tel Aviv. Se fosse stata una squadra invece palestinese, forse non entrava, non la facevano neanche più giocare in Coppa, insomma, no? Sì, ci sono precedenti anche ancorati al modo in cui Israele ha minato le possibilità solo degli sportivi palestinesi, anche ho provato a raccontarle, sia calciatori volontariamente colpiti, campi di calcio, gambizzazioni, la delegazione palestinese alle Olimpiadi di Rio 2016, alla quale non è stato concesso di portare l'attrezzatura sportiva, e in Brasile hanno dovuto ricomprare, cioè proprio questo è un esempio meno violento, anche se psicologicamente lo è tanto quanto. Comunque il principio tramite il quale Israele ha sempre condotto questo governo, anche se comunque dal 2005 è uscito fisicamente fuori dalla striscia con i propri insediamenti, è la continua deumanizzazione di quel popolo. Tant'è vero che non ne percepiamo più l'esistenza, figuriamoci la scomparsa, motivo per il quale consideriamo legittimi giustamente i raccoglimenti per i morti innocenti da un lato, ma non ci poniamo nemmeno il problema se dall'altro occorrerebbe pure mettersi a ricordarli, figuriamoci ad analizzare le motivazioni. Certo, vabbè Marco, per concludere vuoi ricordarci, tu hai girato un video e hai scritto un libro in seguito a questa esperienza. Sì, il mio primo e vero lavoro rimane quello di regista, di conseguenza ero stato chiamato lì da una ONG per documentare un loro progetto di salute mentale. Nei ritagli di tempo ho pure fatto un mio documentario che si chiama 3 desideri a Gaza, perché il fil rouge è questa domanda banalissima da fare a noi che viviamo sereni al di là di tutte le problematiche che crediamo enormi nella nostra quotidianità. Fare questa domanda, se avessi la lampada di Aladino, quali sarebbero i tuoi 3 desideri ai Gazawi, come speravo, ho ottenuto delle risposte banali solo a una stupida osservazione, in realtà potentissime. C'è un ragazzo che mi ha detto: io spero che il Liverpool prima o poi venga a giocare una partita a Gaza, cosa che sappiamo non succederà mai, ma il solo sentirglielo dire col sorriso in faccia è stato enormemente importante per me. Poi dal mio diario di viaggio, che lì scrivevo quotidianamente, è uscito fuori questo libro edito dalla Villaggio Mauri Edizioni che si chiama Inquadrando Palestina, che a tutti gli effetti, e non me lo sarei aspettato minimamente, è il vero documentario che ho fatto, sia perché è contenuto sia il backstage di quello che sono andato a fare, sia la narrazione delle mie emozioni giorno per giorno, sia perché per me è un esperimento nuovo, visto che di solito mi nascondo dietro la camera, stavolta mi sono messo dentro le pagine di questo racconto. Senti, il tuo video è possibile vederlo oppure noi stiamo mandando il trailer preso? Sì, per adesso sto lavorando su una proiezione a estratti nelle varie presentazioni che sto facendo in giro per l'Italia. Adesso forse col documentario parteciperò a un festival, dopo il quale immagino magari ne proietterò pure o farò Mi piace questa cross-medialità che si sta creando e che è abbastanza potente, stando a sentire le reazioni delle persone che stanno partecipando, di raccontare sia con le parole che con le immagini, che è quello che alla fine credo sia il tentativo più completo di restituire ciò che ho vissuto lì. E basta, quindi questo è quello che avevo da dirvi. Grazie Marco, sì, un racconto molto prezioso e insomma che ci ricorda che non è che una sera qualche terrorista ha mangiato pesante e così la mattina è andato ad attaccare il confine e poi ha trucidato molte persone, ma è una storia che viene da lontano. Una delle domande che ci facciamo è non è che sta diventando un vivaio di terrore, cioè io mi chiedo i ragazzi adolescenti che oggi vedono quello che vedono, assistono a queste distruzioni, a questi immani tragedie, a questi morti, gli ospedali bombardati e la maggior parte delle vittime sono bambini perché è una popolazione molto giovane, cioè è inevitabile un po' anche statisticamente. Circa la metà della popolazione di Gaza sono ragazzini sotto i 18 anni. Quindi ti chiedi questi cosa penseranno del loro futuro, di dover fare della loro vita? E questo me lo sono chiesto soprattutto quando sono andato in una scuola e ho visto a tutti gli effetti quella che
mi sembrava quasi una parata che avesse a che fare con l'indottrinamento militare. Questo comunque era in Palestina, quindi comunque... Ed è doppiamente straniante, perché tu vai lì vedendo l'oppressione e poi ti fai delle domande come quelle che giustamente stai sottolineando tu, di quanti di questi bambini innanzitutto invecchieranno o moriranno prima e quanti di questi abbracceranno la lotta armata, perché è chiaro che qualcuno di loro lo farà, perché comunque nascono già nemici di qualcuno e con un nemico da odiare. Nascono appunto, come dici tu, vedendo gli ospedali bombardati, vedendo le ambulanze divelte, vedendo le proprie famiglie sterminate. Quindi di conseguenza anche per movimenti come quelli di Hamas è facilissimo comprare le proprie menti. Poi c'è anche ci dovrebbe anche essere un'onesta narrazione della resistenza palestinese, perché è facile dire adesso hanno reagito violentemente, si stanno beccando una punizione, per quanto stanno morendo chiaramente molti più civili di quelli che poi possono essere stati responsabili fisicamente dell'atto in sé del 7 ottobre. Basti ricordare nel 2018 che nella marcia del grande ritorno come gestì la situazione Israele, ovvero centinaia di palestinesi si ammassarono al confine nord, quello stesso che è stato superato dai militanti di Hamas l'altro giorno, pacificamente. C'erano molti giornalisti, alcuni dei quali ho visto e ho visitato le cui sedi operative, ho visitato mentre ero lì a Gaza per recuperare del materiale con cui girare, sono stati rimandati indietro a colpi di piombo. I cecchini gambizzavano, io li ho visti fisicamente e personalmente al centro di salute mentale della popolazione. Quindi comunque abbiamo già la plastica dimostrazione di come questa sia una reazione perenne da parte di Israele alle rimostranze palestinesi. Lasciamo stare poi appunto tutte le narrazioni che banalmente appiattiscono tutto a un'azione e reazione ogni volta. Ci dobbiamo sorbire la cosa, siccome a Gerusalemme è successo questo, poi quelli hanno lanciato i razzi, allora quelli li stanno bombardando. Non ne usciremo più, o ne usciremo solo dopo questa definitiva e ultima, non solo cronologicamente, ma forse definitivamente guerra Gaza-Israele. La geografia di quel luogo tristemente probabilmente sta per mutarci davanti agli occhi. Sì, ecco, vorrei aggiungere una cosa piccolissima. In questi numeri spaventosi, i 50 morti palestinesi della Cisgiordania non vengono neanche menzionati perché fa parte della normalità. E lì incredibilmente invece c'è veramente un atteggiamento molto resiliente. Mi dispiace usare questa parola che sembra così un po', invece è una parola che descrive bene quella situazione, perché non so, gli spianano le case e loro hanno inventato una macchina che costruisce i mattoni velocemente, perché tanto sanno che poi andrà giù di nuovo. È veramente incredibile come riescono a... E però hanno anche capito che questo atteggiamento di reazione non violenta è l'unico che può portare dei frutti. E io, non so, quando li ho visti li ho trovati veramente ammirevoli, nel senso che poi sai, uno ti rompe le condutture dell'acqua oggi, te le rompe fra 2 giorni, poi lancia le pietre alle pecore, poi rincorri i bambini che stanno andando a scuola, che vanno a scuola scortati dall'esercito israeliano per difenderli dai coloni. E ti chiedi come fanno ad avere questo atteggiamento così pacifista, però è molto diffuso, ecco. E a Gaza, dove la situazione chiaramente è diversa per un sacco di motivi, non lo sappiamo, nel senso che quella popolazione lì, come dicevamo prima, è molto repressa e quindi sì, e quindi non può neanche esprimersi, insomma. Però personalmente a me raccontavano a Gaza che una delle prime cose che facevano, quantomeno, perché c'è comunque un prima 7 ottobre e un post anche nella gestione delle fasi successive a queste escalation, a queste guerre, così converrebbe chiamarle, che la prima cosa che fanno una volta estratti i corpi, i cadaveri dalle macerie è ricostruire, rifare le strade immediatamente per provare a vivere quei lassi di tempo tra una guerra e l'altra. Io sono stato lì proprio in un momento di sospensione esattamente come questo, infatti li ho definiti, e uno dei capitoli del libro si chiama Una nave tra 2 tempeste, perché comunque mi sembrava come l'equipaggio di una nave decimata da una tempesta che si fa 3-4 giorni di mare calmo verso una nuova nube che sa che arriverà e ucciderà altri membri del proprio equipaggio, ma in quel lasso di tempo si vive. Io lì ho visto la loro fame di vita a tutti gli effetti, ho scherzato, ho riso, ho giocato a calcio, ho mangiato, conservo ricordi bellissimi, quindi ora è veramente troppo doloroso vedere e sentire anche gli amici che sono lì.
Sì, anche perché in questo momento è cioè un assedio rigidissimo, non hanno neanche l'acqua. No, non ci sono nemmeno corridoi, cioè, per esempio circola in rete da giorni come dire, un messaggio vocale di una governante internazionale che si lamenta del fatto che il governo italiano non abbia fatto per adesso nulla, mentre è prassi, al di là del colore politico del governo, che i funzionari si attivino. Questo lo sa chiunque abbia fatto qualsiasi esperienza in scenari di guerra o di crisi umanitaria. Non ha fatto nulla per provare ad aprire un corridoio umanitario per i cooperanti internazionali, che non è che hanno più diritto degli altri ovviamente di rimanere lì, ma sono discorsi che facciamo, rifacciamo, però sembrano non interessare adesso più veramente di nessuno. Certo. Grazie Va mille bene. Marco, è stato così interessante, speriamo di avere dato qualche informazione. Grazie a voi di cuore. Avvisaci quando sarà possibile vedere il video, magari anche in rete, che lo vediamo e lo pubblicizziamo. Con piacere. Marco, io ti ringrazio, hai portato alla luce anche una serie di problemi che, vabbè, sono ormai noti purtroppo per la drammaticità, eccetera, però che in qualche modo mi colpiscono in quanto io sono un insegnante che lavora in Belgio e quindi sono in questi giorni ovviamente collegato al tutto in maniera anche molto intensa. Volevo chiedere dove troviamo il tuo libro. Allora, il libro lo trovate solo per alcuni giorni online, solo sul sito della casa editrice Villaggio Mauri. Dal 31 ottobre lo troverete su Amazon, su IBS, su Mondadori, su Apple, diciamo i vari store dedicati alla lettura, e in una serie di librerie selezionate finalmente anche fuori la Sicilia. Quindi dal 31 ottobre inizierà una fase di distribuzione più massiccia. Più massiccia, quindi cerchiamo Marco Pirello, il titolo del tuo testo? Inquadrando Palestina. Grazie per aver scritto, fotografato e raccontato questa importante esperienza oggi molto molto intensa. Quindi ti aspettiamo di nuovo qua, se hai voglia di aggiornarci, speriamo in tempi migliori, questa è la speranza dell'ultima a morire. Vabbè. Grazie. Bene. Grazie ancora. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Nella tua mente oggi puoi essere chi sei, non conta niente la voce di un tale che vuol giudicare. Nella tua mente volano i sogni finché hai cuore pulsante, un brivido sale e non può far male. È tutto quel che non hai fatto mai, è tutto quel che non hai detto mai, è tutto quello che ti piace nella tua mente, poi lo ritroverai. È tutto quel che non hai fatto mai, è tutto quel che non hai detto mai, è tutto quello che ti piace nella tua mente, poi lo ritroverai, Nella tua mente puoi cambiare forma come vuoi, a luci spente, e la voce del tale inizia a ballare. Nella sua mente ognuno viaggia come può, non c'è costante, un brivido sale e non può far male. È tutto quel che non hai fatto mai, è tutto quel che non hai detto mai, è tutto quello che ti piace nella tua mente, poi lo ritroverai. È
Bene, finisce anche il nostro secondo brano di Andrea Rana, dove nel suo video c'era anche il nostro Omar. E accendiamo anche il microfono del secondo ospite di Omar e parliamo ancora di libri, però questa volta un libro un po' più locale. Un po' più locale e anche un po' meno drammatico, Sì, direi. esatto. Però, insomma, un libro che ha una Un sua... suo perché. No, no. Sì, un po' accattivante, Vabbè, ecco. allora con noi c'è Patrick Bainado. Ciao Patrick, Ciao a tutti. con il suo Con il mio secondo libro, sì. perché Il primo è il primo stato era Silenzi di questo. Ferro Il e primo adesso Silenzi di invece Ferro Misteri. e Misteri, storie, vicende e leggende di Cavallino Treporti. Allora, già il libro si presenta, è un libro da passeggio. Sì, è stato ideato come una sorta di guida per viaggiatori, però. Per chi vuole riscoprire o scoprire alcuni lati del comune di Cavallino Treporti che non sono accessibili a tutti e che durante questo viaggio che è stato appunto questo libro sono riuscito o spero insomma di riuscire a trasferire agli altri. Ascolta, insomma, fa un po' così, sorprende un po', no? Che un territorio così piccolino e anche così, sì, neanche tanto abitato, abbia tutti questi misteri, queste leggende, così, però tu ne hai trovati un bel po', insomma. Allora, il libro che è edito da Supernova è stato pensato e suddiviso in 3 parti. Questa è la prima delle 3, perché le storie sono tante, non sono solo le 38 che sono racchiuse nella prima parte di Misteri, ma ce ne sono di ulteriori. Sono storie che fanno parte della nostra tradizione, della tradizione di questo luogo e anche proprio delle storie di vita delle persone che ci hanno abitato in questo posto. E come ti sei documentato? Cioè tu sei nato qui, quindi forse alcune cose le sai più o meno da sempre, diciamo, no? Però come ti sei documentato poi? Allora, il tutto nasce da un'esperienza personale, dalla passione comunque che ho per le storie trasferite da mio nonno. È stato un viaggio proprio, vero e proprio, perché è stato all'inizio un passaparola. Io avevo messo così scherzosamente un post su Facebook chiedendo se qualcuno aveva qualche storia da raccontarmi e da lì poi conoscendo varie persone è stato un effetto domino che mi ha permesso, oltre che comunque ringrazio sempre i ragazzi dell'archivio e per quanto riguarda anche la biblioteca e quant'altro, sono riuscito ad avere qualche informazione in più e ad approfondire poi le varie storie. Ascolta, ce n'è una che ritieni particolarmente significativa o affascinante? Perché ho visto che giustamente poni l'accento sul fatto che questa isoletta, perché è un'isoletta, in Sì. realtà ha avuto rapporti molto significativi con personaggi che venivano dall'estero e questa vocazione, no? Così internazionale è molto antica. Sì, è nelle radici sicuramente del passato di Cavallino Treporti, avere contatti con l'estero e investitori esteri che sono venuti qui direttamente a cercare fortuna o creare fortuna, sia per chi abitava qua nel posto, sia per loro stessi. E ci sono varie curiosità che non mi va di svelarle ovviamente certo. così, perché sennò si perde un po' anche il gusto secondo me della lettura, che ultimamente in questo periodo ne viene un po' meno
forse per i ragazzi, e mi piacerebbe invece che rimanesse questa curiosità verso questo libro. Naturalmente una delle più belle storie forse è anche quella più semplice a cui io sono legato, perché sono riuscito a conoscere queste persone che vivevano all'interno del Forte Vecchio, che in questo momento, per chi non lo sa, per chi è all'ascolto, è in uno stato di decadimento totale. Faceva parte e fa ancora parte del demanio marittimo, ma è adesso in disuso. Ma lì, sia nel periodo post-guerra che dopo, comunque fino a pochi anni fa, abitavano delle persone, la usavano come casa e l'hanno trattata come una casa, come un castello, più che per essere romantici. E lì nasce proprio la storia della fontana, che ad oggi ancora non si sa dove sia sparita, perché a un certo punto questa fontana, che era l'unico modo per avere dell'acqua potabile all'interno dell'edificio, era difficile poi da reperire, e quindi bisognava per forza andare lì e aspettare il proprio turno e riuscire ad avere l'acqua. Poi a un certo punto è arrivata l'acqua potabile e fine della poesia, è sparita il giorno dopo la fontana. Questa fontana ad oggi non si sa neanche ancora l'ubicazione, però ho sentito da alcune fonti che realmente è qui ancora a Cavallino Treporti. Beh, Non si sa per è chiaro che se avevi le fonti sapevi già dove era la fontana. Esattamente, era un gioco di parole voluto. Ascolta, comunque io mi ricordo ce n'era anche una da mia zia Fausta in via Vivaldi, in fondo, simile, perché ho visto le foto della fontana che tu parli, simile, che mi ricordo da piccolo, si andava là a girare e aveva anche questo gusto quasi da zolfo, da uova marce. Sì, dai racconti che mi hanno fatto, mi dicevano che invece l'acqua lì probabilmente andava direttamente in falda e non aveva questo retrogusto così forte. Ferloso, sì. Mi dicevano che addirittura si pensava che, almeno all'inizio, avesse addirittura degli effetti benefici, molto probabilmente forse con uno studio più approfondito, scientifico, addirittura si potrebbe capire se in quella zona lì c'è una sorta di falda o qualcosa di curativo. Ascolta, quindi questo è il primo di 3 volumetti, quindi usciranno altri 2? Sì, esattamente. È stato pensato appunto una dimensione più ridotta del libro, perché è portatile, tascabile, ed è proprio questo il motivo che ha spinto sia il lettore che me a pensare a suddividere il libro stesso in 3 volumi. Quindi questo è il primo di 3, e per agevolare il viaggiare e lo scoprire queste storie all'interno del territorio. E poi ho avuto l'occasione, non lo conoscevo, di sfogliare velocemente questo tuo Silenzi di ferro, e devo dire che è molto accattivante la scrittura e anche la storia, naturalmente, una storia credo condivisa da molte donne, da molte ragazze così del nostro Veneto, povero e sottosviluppato rispetto ad altre regioni, e in cui molte ragazze delle famiglie umili andavano a servizio, e però anche la scoperta, no, di un mondo diverso, ed è un'esperienza credo che hanno condiviso molte delle nostre, non so, nonne, ecco. No, entrare a contatto con queste grandi case, con queste famiglie, con questi Io a mondi, Silenzi di ferro sono molto legato e sono molto affezionato per 2 motivi.
Il primo perché ho raccontato quelle che sono le storie della mia famiglia, della famiglia da parte della mia mamma, e quindi c'è un legame stretto di DNA proprio. E l'altro invece è proprio perché ho avuto il piacere di conoscere donne, come dicevi tu, che hanno vissuto direttamente queste esperienze o simili, e ho scoperto proprio l'altro giorno che le mie lettrici sono proprio donne. Insomma, la maggior parte di chi legge i miei libri sono donne. Piacevolissimo, grazie. Ma credo che sia la maggior parte di tutti, del lettori. mondo dei lettori. Ma sfati un mito, noi invece andremo a comprare il libro per sperare che questa fonte sia la fonte della gioventù o della giovinezza. Quindi tutti, dove lo troviamo questo libro? Allora, questo libro, Misteri, è reperibile in tutte quante le librerie, è disponibile anche nel web nei più grossi distributori come Feltrinelli, Mondadori, IBS e quant'altro, a distribuzione quindi nazionale, e insomma compratelo, ma per poi andare in viaggio e venire qui a Cavallino Treporte e scoprire un bellissimo territorio che non ha solo una funzione turistica, ma è bello proprio da scoprire e di scoprire se si è già stati. Grazie mille, complimenti Patrick, e aspettiamo allora il seguito di questi seguito, misteri, esatto. dei misteri. Certo. Con l'occasione voglio salutare anche Luigi Ballarini, che fra l'altro è anche un mio lettore. Ciao Patrick. È sparito Patrick? Si è frizzato, Si è come si frizzato, dice. Patrick. Bene, noi lo cercheremo, Patrick con la K. E Esatto. Beh, allora io concluderei con una sua frase del libro: buonanotte se riuscite a dormire. Grazie mille Patrick, ciao. Ciao, grazie a voi. Eccoti qua. Buona serata a tutti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo y perderte después.
bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo y perderte después. Bene, mentre vai con la colonna sonora, aspetta che questa qua, ecco qua, la abbassiamo un attimino, restiamo fermi qui con la nostra mongolfiera a casa, risparmiamo un po' di energia e di carburante e passiamo. Quest'anno abbiamo gli artisti, quest'anno cambieremo un po', lo scorso anno avevamo sempre un musicista oppure un cantante che intervistavamo, che ci raccontava delle sue esibizioni, insomma. E quest'anno abbiamo voluto cambiare, faremo un po' di allargare un po', l'arte, la allarghiamo e prendiamo un po' tutto. Oggi abbiamo un pittore con noi c'è Luigi Ballarin. Ciao Luigi. Ciao Gianluigi, ciao Rossella. Benvenuto alla nostra radio. Grazie per l'invito, grazie. No, ci fa molto piacere e tra l'altro forse è anche il momento più giusto, insomma, per parlare delle tue opere. Allora, chi viene a una mostra tua, ne fate tantissime, sia qui ma anche in Italia, ma anche in tanti posti all'estero, dopo magari ci racconti un pochino. Ecco, può rimanere un po' sorpreso dai soggetti, no? Perché tu che temi affronti con... Io dipingo il mondo islamico, sicuramente non sono un pittore religioso, neppure un pittore politico. Cerco solo di creare ponti tra Oriente ed Occidente con la speranza di unire popoli e culture. E devo dire che non ho mai avuto problemi di sorta, anzi, insomma, è sempre stato tutto molto fluido. Certo, in questo momento è un po' difficile, ma spero insomma, che supereremo tutti questo momento drammatico. Io da sempre ho iniziato a dipingere l'Islam in maniera prima figurativa e poi sicuramente più allineata verso il periodo ottomano bizantino, visto che io vivo anche ad Istanbul. E io mi ispiro soprattutto alle antiche forme decorative ottomane, cercando di esprimerle in chiave moderna con due concept. Uno è appunto il concept e l'altro è la preghiera. Una preghiera che sicuramente non è una preghiera come possiamo intendere tutti, ma una preghiera universale, cioè in qualsiasi luogo o oggetto ci si può intravedere qualcosa di divino o di sacro. Di sacro, sì, molto bello. Sì, no, stavo dicendo, così è particolarmente così interessante magari parlare delle tue opere proprio in questo momento,
per questa cosa che dicevi, no? Il tentativo di creare anche attraverso l'arte un ponte. Spesso, anzi, l'arte facilita di più la comunicazione proprio perché supera, insomma, alcuni aspetti. Quando è che ti sei avvicinato, all'arte islamica? Come l'hai scoperta? Come... Allora, sicuramente è verso, diciamo, non l'Islam, ma la curiosità dei paesi arabi, diciamo, senza avere a che fare con l'Islam, viene da quando ero bambino, nel momento in cui mi è stata regalata della sabbia del deserto. E quindi, insomma, sai, da bambino comincio a sognare, e poi pian pianino, insomma, sono approdato a poter viaggiare da solo. Io non ho studi accademici, ho studi linguistici, quindi sono un self-made man, e ho studiato lingue, quindi d'estate andavo all'estero, ed era proprio il periodo dei libanesi che scappavano da un'altra guerra, purtroppo, quindi insomma il mondo si ripete. Quindi sono stato introdotto a culture, cibi completamente diversi dai miei, e quindi insomma ho cominciato ad assaporare qualcosa di più, e non ultimo, ecco, anche l'Islam. Poi viaggiando, insomma, ho avuto la possibilità di integrare. Sicuramente prima ero molto legato al Nord Africa, e poi invece il caso, non so cosa fosse, mi ha fatto approdare a Istanbul nel 2013 con una mostra, e lì ho avuto un colpo di fulmine e mi sono innamorato del popolo. Sicuramente, perché credo che oltre alle bellezze di tutto quello che succede, ma se uno decide di vivere da qualche parte, anche perché il popolo ti accoglie in maniera accogliente. Certo, come dice qualcuno, sono le persone che fanno i luoghi, no? Anche se... Esatto. Io dico sempre, ad Istanbul vieni subito accolto col sorriso già quando arrivi all'aeroporto, quindi questo è sicuramente positivo. Sì, specialmente, ecco, per noi veneti magari, no? Che siamo, per carità, gente meravigliosa, bravissime, diciamo non proprio le persone più estroverse che si possono incontrare, forse, no? Dici noi veneti? Sì. Sì, questo è vero, sì. No, dopo, vabbè, sì, diciamo il primo impatto, ecco, dopo naturalmente conoscendosi, no, è un'altra cosa, cioè sempre... insomma, questa arte islamica comunque è diffusa incredibilmente, perché andiamo dal Marocco all'Uzbekistan, troviamo le stesse cupole, gli stessi, no, disegni geometrici, così molto, non so, per me che purtroppo non è, molto ipnotici. Sì, Non beh, so. sicuramente sì, sono disegni come un po' la lingua araba, che comunque è ondulante e con la quale potresti creare disegni infiniti. Sicuramente è qualcosa che si rincorre sempre in tutti i paesi del Medio Oriente o del Nord Africa, e forse non ultimo anche in altri paesi. Ascolta, invece per quanto riguarda la tecnica... Esatto. Quello... Allora, stiamo vedendo un po' di immagini di quadri tuoi, no? E appunto c'è tutta una tecnica tutta un po' particolare, no? Sì, devo dire che insomma, allora, io ho avuto vari periodi, come tutti credo, insomma, a prescindere che io sia un pittore, ma comunque tutti hanno dei periodi, no, in cui ci si esprime in maniera diversa. Io all'inizio creavo delle folle islamiche, che sono delle folle in adorazione alla Mecca, e quindi cercavo di creare questi disegni particolari che venivano definiti sicuramente delle folle nel momento in cui ci si avvicinava, ma quando ci si allontanava erano disegni geometrici, non si capiva nulla. E quelli sono fatti col pennello, con vari passaggi di pennello. Hanno circa 30 passaggi, perché sono una moltitudine molto grande, e quindi insomma dovevano essere più volte riprese in mano. Poi io pian pianino, come tutti gli artisti, insomma, c'è una ricerca, e sono approdato dagli smalti acrilici, che all'inizio mi davano sicuramente curiosità, e si avvicinano molto al mio spirito, uno spirito colorato, uno spirito
che comunque di precisione, ma non precisione perfetta, ma quasi imperfetta, perché con lo smalto, quando all'inizio lo davo col bolino, quindi tingevo dal vasetto direttamente, non si capiva bene, poteva anche magari cadere in un luogo dove non era giusto, e quindi insomma dovevo cercare di fare molta attenzione. Poi invece ho scoperto degli smalti particolari che compro all'estero, e quindi quelli li do direttamente con il vasetto, praticamente un tubo, quindi è la mia mano che comanda la colatura praticamente, e siccome ce ne sono di vari tipi, metallici, perlescenti, opachi, brillanti, ognuno ha una propria particolarità, sia nel senso della tipologia e anche del colore. Quindi sono degli smalti che sicuramente rendono il giusto senso a quello che io voglio dipingere. E quindi hai trovato il tuo mezzo di espressione? Diciamo di sì. Mi divertono molto, e quindi chiaramente non ho dimenticato il pennello, perché quando devo fare degli sfondi normali uso il pennello, ma quando devo armamentarmi con questi quadri uso questi smalti acrilici. Tra l'altro non posso usare il cavalletto perché altrimenti colerebbe tutto il colore, e quindi devo quindi se lavori in piano, esatto, e devo essere molto concentrato, perché siccome sono degli smalti che poi comunque sono in rilievo, cioè sono degli smalti che soprattutto quando li dai si alzano, diventano fanno spessore. Se per caso con la mano passo sopra, chiaramente poi diventa un macello, e quindi insomma quando sono sconcentrato mi fermo e continuo più tardi. Ecco, io sto mettendo, non so, io li chiamo i due guerrieri, i due mori, che è un cavallo che hanno il vestito rosso e anche verde, non so se hai presente, che sono tanto smaltati, no? Sono quelli con i cavalli con i cavalieri? Sì, esatto, i cavalli con i cavalieri. Questi sono degli ultimi quadri, una parte degli ultimi quadri per una mostra che ho fatto in Nigeria a luglio, ed è qualcosa di diverso, chiaramente, perché la Nigeria vabbè, non è un paese medio orientale, ma è un paese africano, però metà è africana, metà è cristiana, metà è musulmana. Quindi questi quadri sono dedicati alla tribù Hausa, con quindi vestiti, colori e la texture tipica di quei tessuti, no? Esatto. Di quell'atmosfera. All'inizio qualcuno è stato fatto con la tecnica che mi appartiene, che è quella ottomana, ma poi insomma, siccome era un omaggio per questi popoli e un tributo all'Emiro, sicuramente insomma ho fatto dei grandi studi e sono arrivato a questi tessuti che sono bellissimi tra l'altro, e quindi insomma mi hanno dato una grande soddisfazione. Sì, fra l'altro vedo che con questi smalti cerchi anche di riprodurre forse delle frasi in arabo, vedo sembrano quasi delle scritte, o sbaglio, un po' come gli azuleios che riportano nei floreali. Sì, a volte sì, io purtroppo non parlo arabo, riesco ad avere una buona gestualità nello scrivere, però purtroppo quindi sono dei movimenti sicuramente nei quali io vorrei poter scrivere quello che voglio, ma alla fine, però insomma hai colto nel segno sicuramente. Ecco, no, mi ha colpito questa serie di cavalli molto affascinanti che stanno passando adesso, grazie a Gianluigi che li stai riproponendo sul canale YouTube, perché sono molto colorati, sono molto simpatici, perché sembrano pezzature, quindi richiamano un po' quello che è anche l'immaginario un po' mi sta dando grande soddisfazione in effetti, perché insomma il cavallo, a parte che è nel sogno di tutti noi, no? Nel senso che il cavallo è un animale che tutti noi apprezziamo, però è sinonimo comunque di viaggio, di
spiritualità. Infatti, una domanda che volevo farti proprio sul viaggio, perché ho visto sui siti che la tua mostra che hai fatto nel 2013 presso l'Istituto Italiano di Cultura a Istanbul raccontava proprio il viaggio. Quindi il viaggio è un tema che per te è molto ricorrente. Sì, in effetti sì, perché io ho sempre viaggiato molto e c'è un errore, probabilmente non era l'Istituto Italiano di Cultura, ma era con il comune di Beyoğlu di Istanbul, che era stato invitato da loro, però insomma cambia poco. E sì, io ho sempre viaggiato per diletto sicuramente, anche perché insomma chi è del luogo sa che avevo creato anche un'agenzia viaggi, quindi insomma mi divertivo, anche se è durato poco, però il viaggio è sempre stato dentro di me. La scoperta di popoli, di culture, mi hanno sempre affascinato. E quindi poi quando ho cominciato a fare l'artista e dipingendo al mondo islamico, poco ne trovavo in Italia. E quindi dovevo comunque conoscere persone e luoghi vicini, come dicevo prima, al Nord Africa, tipo Tunisia, Marocco, eccetera, e poi insomma mi sono spinto un po' più in là. Per cui hai parlato di una tua rappresentazione che è spirituale ancorché religiosa o politica, ma c'è qualcosa anche di attuale, non so, di denuncia rispetto per esempio alle grandi migrazioni che sono dei viaggi? No, non c'è nulla di tutto ciò nella mia pittura e chiaramente sono una persona molto attenta a tutto quello che succede, chiaramente poi Istanbul, insomma, con 5 milioni di siriani si capisce bene che cosa voglia dire un paese mescolato, ma assolutamente no, non c'è nessuna denuncia nel mio valore, se non veramente qualcosa di spirituale, anche di mistico, perché insomma dipingo anche il sufismo, che è la parte mistica dell'Islam. E è interessante anche quella natività, no? Che hai dipinto con gli indios, con i pelli rossa, Allora, questi sono dei progetti particolari che sono stati presentati anche qui, che avevano altre volte. Il primo era Anselmo Meral, è un libralogo che ha scritto Mauro Neri, che è a parte che è un grande amico, ma è uno scrittore di libri per bambini. Ne ha scritti 270, quindi insomma sono veramente tanti, e che mi ha proposto una volta di fare una mostra assieme, cioè lui voleva scrivere dei racconti e io avrei dovuto illustrarli. All'inizio dovevo usare quadri già fatti, proprio perché gli piacevano i quadri, poi quando io ho letto Anselmo Meral, che è la storia di una... questi libralogi partono tutti dal Trentino, perché lui è trentino, e vanno nei vari paesi. Il primo andava nel Medio Oriente, gli altri poi vi dirò. E quando l'ho letto ho detto no, io devo creare dei quadri apposta per questo libralogo, perché è talmente bello che mi ispira tanto. Quindi è stata una grande sfida perché sono diventato, non dico illustratore, ma comunque insomma ho dovuto illustrare questi libri. Però è stata una sfida vincente, perché Anselmo Meral ha avuto, oltre a essere molte mostre, il libralogo è stato apprezzato da molte persone. Nel 2020 siamo stati invitati da vari istituti italiani di cultura in vari paesi, dalla Turchia, la Giordania, la Russia, vari, perché c'era la settimana della lingua italiana d'ottobre e quindi c'erano i libri illustrati, quindi questo è stato scelto. Purtroppo non mi presenta, ma abbiamo creato un video nel quale Mauro leggeva e venivano proiettati i miei lavori. A seguire sono stati fatti altri 2 libraloghi, uno connesso tra Trentino e la Romania, la Transilvania, dove parla di leggende trentine che approdavano in Transilvania e in allegato ci sono delle icone. E l'ultimo invece è Padre Chino, che è un'opera importante, perché questo Padre Chino è un missionario trentino che è partito nel 1500
credo, o 1600, non mi ricordo, da Trento per andare a colonizzare le tribù Pima in Arizona. E quindi siccome a breve probabilmente ci sarà la beatificazione, c'è tutto un corredo particolare, per cui ci sono anch'io, per creare un movimento. E quindi a dicembre dell'anno scorso ho presentato un quadro al MART di Rovereto dove c'era questa natività. È stato il primo quadro molto grande per dare lustro a questo padre beato, speriamo. E la prossima mostra sarà il 25 novembre alla Campana di Caduti a Rovereto, con il libralogo effettivo e le opere. Complimenti. Complimenti, hai parlato della settimana della lingua italiana nel mondo, della cultura della lingua italiana nel mondo, che tra l'altro è iniziata in questa edizione proprio ieri e si protrae fino al 22, la 23esima edizione dedicata proprio alla sostenibilità. Quindi tu hai parlato di colori particolari, quindi smalti, eccetera. Cosa c'è di legato all'ambiente nei tuoi quadri? Al di là delle culture, delle spiritualità, dicevi, di questo immaginario mitologico. Ma all'ambiente dipende cosa intendi per ambiente, cioè nel senso dei colori, delle tinte, del materiale, in connessione un po' con Radio Nostra che si materiale, oddio, sono colori acrilici, quindi sono comunque colori ad acqua e altro non ti so dire. Cerco di essere abbastanza ecologico, se vogliamo sapere. Ottimo. No, con lo spirito della nostra radio, che cerchiamo sempre. Devo dire che allora, sono i colori che chiaramente poi, insomma, premendo, io ho dei dolori pazzeschi alle mani, quindi cerco comunque di mescolarli, quindi di usare fino alla fine proprio per buttare il vasetto nel giusto contenitore. Va bene, sei assolto sul versante ecologico. Grazie, mi hai messo in crisi. Siamo dei critici d'arte, diciamo. Ben venga. Ascolta, scherziamo, complimenti per il lavoro, le foto che sta mandando Gianluigi sono i tuoi prodotti, insomma i tuoi lavori sono veramente belli e sono devo dire che non rendono tanto quanto esatto, dal vivo sono molto belli, perché sia la foto che sia vedendoli nel video che in un catalogo uno non dà la giusta percezione di quello che possono essere i miei quadri. Una cosa importante che ci tengo a dire, soprattutto nelle mostre quando vado all'estero e la gente rimane un po' perplessa, è che i miei quadri devono essere toccati, proprio appunto perché hanno questi colori materici che danno delle sensazioni diverse. Io sono convinto che il quadro non deve essere solo guardato con gli occhi, ma deve essere toccato, deve essere proprio vissuto, perché comunque un quadro, quando lo tocchi o qualcosa tipo una scultura, ti dà delle emozioni diverse che gli occhi non ti possono dare. Quindi la gente, chiaramente di solito gli artisti sono molto gelosi delle loro opere, perché magari si sporcano oppure li graffiano, tante cose. Io invece do campo libero e mi fa molto piacere quando li toccano, vedi che piano piano esitano e poi addirittura con tutte e due le mani. Ho molto apprezzato in Qatar, in una mostra, dove c'è una sala molto grande, avevo parecchi quadri, dove la gente entrava, i qatarini, e iniziavano con la mano e li passavano tutti, senza che io avessi detto nulla. Quindi probabilmente loro, per esigenze probabilmente di cultura, hanno bisogno di toccare ed è stato il giusto mezzo per avvicinarsi a me. Complimenti, quindi un'arte sensoriale a tutti gli effetti. Sì. Uno dei miei progetti più belli che vorrei fare, più interessanti, è poter fare una mostra per accompagnare i non vedenti. Perfetto, complimenti. Allora, hai un sito dove possiamo vedere le tue date? Il sito non aggiornato, ma insomma è www.luigiballarin.it, poi sono sui social e poi se digiti su Google trovi parecchio.
Bene, grazie per questa colorata conversazione. Grazie a voi, grazie Omar, e grazie Gianluigi e grazie a Rossella. E complimenti naturalmente. Grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Bicicletta, coi cerchi un po' storti e di fretta, mentre vado al lavoro coi freni che vanno di merda, la strada bagnata, lo smog nella testa e il rosso aspetta, ma tu passi tranquilla ed assorta nei pensieri di quella rivolta che tanto sognavi tra i testi di Nietzsche e i miei freni in ferie forzate, un impatto tipo asteroide. Io sporco d'asfalto e tu pure mi fai le tue scuse, ma scusa di cosa? Ho il cuore alla gola, sei bella e io sconvolto, il sangue dal naso un po' rotto, ti aiuto a stare in piedi e ti invito in un caffè, mi guardi e mi dici sei buffo, io ho perso di te già da un'ora, ti bacio e comincia la lotta che cambia le cose anche dentro di me. Ti piace tanto usare l'immaginazione per poter parlare di rivoluzione, quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta, che profondo il mare. Dai, lascia quel megafono e facciamo l'amore, che domani io sveglia presto, devo lavorare, non si pagherà da solo quel monolocale, ma aspetta non andare, no, radicale tamerò, radicale tamerò, non andare adesso, no, radicale tamerò. Mi presenti ai tuoi amici del centro e mi guardi da lontano mentre fanno discorsi importanti, partecipo poco che non ho studiato e mi trattengo che se bevo troppo va a finire, ti dico ti amo, sarebbe scortese anche poco educato, e già scrivo bene. La tua amica che spesso mi chiede cosa sei tu per me, cosa voglio da te, esponendo teorie articolate su chi perde in amore, sei bella e io sconvolto, col sangue dal naso un po' rotto, la manifestazione è andata male, entriamo in quel caffè, mi guardi e mi dici ti amo, è meglio se usciamo dal retro, da domani comincia la lotta che cambia le cose anche dentro di te. Mi piace tanto usare l'immaginazione per poter parlare di rivoluzione, quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta, che profondo il mare. Dai, lascia quel megafono e facciamo l'amore, che domani io sveglia presto, devo lavorare, non si pagherà da solo quel monolocale, ma aspetta non andare, no, radicale tamerò, radicale tamerò, oh, non andare adesso, no, radicale tamerò. Per poter parlare di rivoluzione, quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta, che profondo il mare. Dai, lascia quel megafono e facciamo l'amore, che domani io sveglia presto, devo lavorare, non si pagherà da solo quel monolocale, ma aspetta non andare, no, radicale tamerò, radicale tamerò, non andare adesso, no, oh oh, radicale tamerò. Eccoci qua, Rossella, e come primo volo della prima stagione rimaniamo qua in laguna. Perché rimaniamo in laguna, Rossella?
perché abbiamo con noi la nostra guida ambientale Alessandro Sartori, perché per l'appunto di voli parliamo, di voli che sono stati disturbati, voli degli aerei al Marco Polo, che sono stati disturbati dai gabbiani, e non solo, mi pare di aver capito che ci sono anche altri uccelli che disturbano, ma pareva insomma che i gabbiani fossero i più invasivi, ecco. Sì, in Allora, effetti. Alessandro Sartori, bentornato intanto alla nostra Ciao. radio. Grazie di avermi chiamato e ben ritrovati tutti quanti, voi e anche tutti gli ascoltatori. Abbiamo cambiato le mongolfiere, come hai potuto vedere nelle sigle, ce le abbiamo più nuove, più ecologiche. Un restyling. Esatto. Un restyling sostenibile. Esatto. Allora, Alessandro, sti gabbiani che interrompono sti aerei che devono atterrare, Zaia era dentro e non ha potuto neanche atterrare a Venezia, è andato fino a Trieste. È un problema, diciamo, tecnicamente adesso che si usano tutti questi termini in inglese, bird strike, e cioè l'impatto di un aereo con gli uccelli, ed è una cosa, diciamo, che può succedere in ambito aeroportuale, cioè per cui in fase di decollo o atterraggio, ed ha un suo grado di pericolosità, per quanto, insomma, per fortuna gli incidenti sono abbastanza limitati, e adesso vedremo anche perché. Ma perché ci sono questi uccelli? Cosa c'entrano gli uccelli con l'aeroporto? Cioè non è che hanno bisogno anche gli uccelli dell'aeroporto per atterrare come gli aerei? Perché gli aeroporti hanno delle caratteristiche interessanti per gli uccelli, perché sono dei posti molto ampi, le piste di atterraggio, dove non c'è presenza umana, quasi non c'è presenza umana, l'erba è tagliata perché ovviamente per ovvi motivi è un posto dove c'è una manutenzione molto attenta con diciamo delle direttive di sicurezza, per cui l'erba è costantemente tagliata, per cui ottima per la caccia degli uccelli o anche per procurarsi il cibo. E come magari abbiamo già detto altre volte, ma è noto, gli animali si abituano ai disturbi periodici che però non danno fastidio, non impattano con la loro vita. Per cui il fatto che in queste piste di atterraggio ogni tanto venga giù un rumorosissimo aereo, per loro, cioè per quelli che frequentano la pista, è una routine. Per cui non gli dà fastidio questo, diciamo, grandissimo rumore e anche, cioè, l'impatto dell'aereo che atterra, e loro fondamentalmente hanno un luogo ovviamente antropizzato, ovviamente artificiale, però perfetto per alimentarsi. Pensiamo quando piove, per esempio, tutta una serie di corvidi o altri uccelli che possono, come li vediamo insomma nei nostri campi, lì possono trovare sta erbetta inglese, il terreno tenero, e possono mangiare. O anche degli uccelli migratori che durante la migrazione vedono tutta questa distesa verde e hanno modo di scendere e riposarsi in un luogo dove, al di là degli aerei, passano l'intera giornata a riposarsi senza che nessun uomo vada a disturbarli, no? In effetti Per lo cui scorso anno anche un'oca selvatica è stata messa sotto, Sì. è stata aspirata da... sì, difatti questo fenomeno pertanto c'è in tutto il mondo e ha creato dei problemi. Perché? Perché per quanto i motori moderni abbiano delle grandissime capacità di gestire, diciamo, un oggetto che viene, diciamo, che passa attraverso il reattore, però è evidente che comunque può creare dei problemi. Oggi qualsiasi aereo riesce ad atterrare anche con un solo, diciamo, con una sola unità motrice, cioè con un solo motore acceso. Resta il fatto che diventa sempre un'emergenza, e anche un aereo che con un solo motore per uno bloccato, o bloccato apposta dal pilota per non creare problemi, perché magari questo impatto crea un problema minimo, ma che viene subito rilevato dagli strumenti, diciamo, all'interno della cabina, per cui il pilota lo spegne per sicurezza, però è obbligato ad atterrare, anche se facciamo da un Venezia-Roma potrebbe farlo tranquillamente con un solo motore. Per ovvi motivi sappiamo che per fortuna nei voli aerei esistono, diciamo, una procedura di sicurezza molto seria, devono rientrare. Per cui, al di là degli incidenti che per fortuna sono limitati, ma ogni impatto crea un danno economico o un danno, diciamo, di gestione del traffico. Per questo
diciamo, in tutti gli aeroporti esistono dei sistemi anti-strike. Il principale è proprio che esiste un monitoraggio, cioè ci sono delle persone pagate per vedere qual è il movimento degli uccelli. Esiste diciamo, tutta una serie di dissuasori. Il più comune è usare dei falchi che, qualora si cominciano a vedere, diciamo, chi fa l'ispezione vede che ci sono parecchi uccelli nelle piste, che poi non sono nelle piste, nei prati vicino alle piste, fa intervenire questo falconiere che li scaccia. Perché qual è il pericolo? Il pericolo è che proprio mentre l'aereo atterri, questo stormo si muove, ma non perché ha paura dell'aereo, per un proprio motivo, e c'è l'impatto, insomma. Tornando a quello, per cui diciamo nel budget della gestione di un aeroporto è molto importante ed ha il costo che viene messo, diciamo, nella tutela dell'atterraggio degli aerei rispetto a questo pericolo di bird strike. Ed ecco perché la SAVE, in questo caso a Venezia, è riuscita a dare delle statistiche molto, molto dettagliate, perché evidentemente c'è un lavoro di controllo interessante. Questo specifico caso, cioè dei gabbiani, a mio avviso potrebbe essere capitato proprio perché, se pensate a quando è successo, siamo in autunno, per cui c'è la migrazione. Adesso io non so che tipo di gabbiani fossero, ma comunque mettiamo fossero gabbiani comuni, ma anche se fossero gabbiani reali, è il periodo in cui cominciano a esserci degli spostamenti dal nord Europa, nell'Europa nord-orientale, di grossi contingenti di uccelli. Anche il gabbiano è un uccello migratore, e per cui può darsi che sia arrivato alla pista con un numero molto importante. Teniamo presente che le temperature si stanno proprio abbassando, cioè è leggermente cambiato questo clima, e gli uccelli anticipano questa cosa, insomma. Un'altra teoria potrebbe essere anche il fatto che proprio per il caldo molti insetti fanno più cicli riproduttivi, e alcuni uccelli, alcuni insetti, quando nascono diciamo le nuove generazioni, hanno come degli sfarfallamenti, cioè nel senso che in uno stesso giorno nascono tutti, e questa, diciamo, abbondanza di cibo può darsi che un sacco di gabbiani si siano portati sopra le piste per un qualche fenomeno di nascita di insetti. Questa è una cosa che si vede spessissimo nelle vostre zone. C'è un periodo in cui i maggiolini cominciano a volare, uno guarda la costa e vede che sono gabbiani che vanno avanti e indietro. In realtà Sì, non è sono vero. gabbiani. C'è questa diciamo, pullulazione di cibo, e vanno tutti a mangiarselo. Se questo è successo in un momento in cui passavano dei gabbiani, è evidente che questi continuavano a girare sopra queste piste, li avranno visti, e questo fenomeno continuava, perché è quasi più facile mandare via delle specie che si sono posate che non delle specie che stanno mangiando a 10 metri di altezza e hanno dovuto deviare gli aerei. Però diciamo che rientra nella routine delle problematiche di un aeroporto, e al di là del disagio non penso, insomma, che sia stata una situazione imprevista o di pericolo. Mi pare che abbiano gestito la cosa molto bene, insomma. Sì, anche perché, insomma, appunto, come dicevi tu, c'è una ditta che monitorizza e ha i vari strumenti, dai richiami, dai effetti sonori, dai falchetti, e appunto c'è proprio una statistica. Questa è la 32esima volta in quest'anno, quindi, e vedendo le statistiche più o meno sono sempre quelle da una trentina, negli ultimi 3 anni sono sempre una trentina i casi in cui devono chiudere per un'oretta l'aeroporto. Allora, io credo che se dobbiamo guardare anche il fenomeno mediatico, abbia un aspetto positivo e un aspetto negativo. Però guardiamo quello positivo, cerchiamo di guardare sempre il mezzo bicchiere pieno. Io penso che SAVE gestisca molto bene questa cosa, non ci sono mai stati incidenti, ci sono stati dei casi, diciamo, di motori spenti e rientro alla base, ma insomma ampiamente all'interno delle statistiche nazionali e internazionali. Il fatto è che in questo periodo, negli ultimi anni, tutte le cose che riguardano la natura hanno un effetto mediatico ridondante, chiamiamolo così. Per cui ogni caso abbiamo visto che, insomma, il fenomeno di quest'anno, diciamo la star di quest'anno è stato il granchio blu, no? Però io noto, parlando con i giornalisti che magari mi telefonano, che ogni evento un po' strano
perché per noi che studiamo la natura invece ricasca nella routine, tende a essere spettacolarizzato. Allora, se guardiamo il mezzo bicchiere vuoto, dobbiamo dire che spesso magari qualche giornalista esagera o magari scrive delle cose inesatte o magari può dar adito a questo un po' populismo che c'è anche nel mondo così, quando si guarda la natura, in cui c'è un po' in questo rigurgito in cui pare questa natura che la stiamo distruggendo, che sia quasi un fastidio allo sviluppo economico della nostra povera società. In realtà è proprio il contrario. Se guardiamo il mezzo bicchiere pieno, è bene il fatto che la gente sia interessata ad articoli che riguardano l'ambiente, anche se spettacolarizzati, però vuol dire che finalmente anche da noi la gente comincia a rendersi conto che esiste un ambiente, esiste una biodiversità, che viviamo in mezzo a questa biodiversità e che dobbiamo conviverci, e forse anche da questi episodi che vengono così un po' magari estremizzati potrebbe nascere invece, se si sfruttano questi episodi proprio per parlare di questi argomenti come state facendo voi, che la gente comincia un po' a conoscere la natura, e che esistono gli uccelli, che esistono le migrazioni, e che fondamentalmente in questa grande casa che è il pianeta non è che possiamo fare quello che vogliamo pensando di esserci solo noi. Non siamo solo noi, e forse potrebbe essere l'inizio di un rapporto diverso con la biodiversità e l'ambiente. Ecco. Scusa. No, vai, forse volevamo dire la stessa cosa, vai Rossella. No, volevo dire che è molto bello questo che dici sul guardarsi intorno, capire che c'è una natura sulla quale non dobbiamo essere prevaricatori. È capitato, credo a tutti noi, di vedere turisti a Venezia che compravano la pizza per darla al gabbiano, per farsi il selfie con il gabbiano che mangia la pizza. Allora, questo non va nella direzione della consapevolezza di un ambiente che va conosciuto e rispettato, credo. No, hai detto una cosa giustissima, tra l'altro sì, un fenomeno che ho visto anch'io, che esiste, ed è sempre il solito problema di quando noi per i nostri bisogni, che spesso sono effimeri, come in questo caso, che spesso è farsi il selfie con il gabbiano reale, perché in questo caso stiamo parlando di gabbiani reali, in realtà crea dei danni. In questo caso parliamo di questo gabbiano molto grande, che è il gabbiano reale, chiamato Magoga in dialetto, conosciuto da sempre perché c'era sempre a Venezia, che però proprio per questa mania che c'è dei turisti di farsi il selfie col gabbiano, andiamo a creare problema sul problema, perché il primo problema è che questa specie è aumentata in maniera spaventosa, potremmo dire statisticamente esponenziale, nel dopoguerra, negli anni 70, perché quando noi gestivamo i rifiuti urbani con le discariche, abbiamo dato a questo animale, che è un animale opportunista, una grossa disponibilità di cibo. E per questo animale si è sviluppato, andando a mangiare nelle discariche, in maniera enorme rispetto a altre specie. E il gabbiano reale non mangia solo rifiuti, mangia anche i pulcini di altre specie. Per cui all'interno di un ecosistema, di un equilibrio, in questo caso della laguna, abbiamo, ma questo è successo in tutta Europa, abbiamo creato, tra virgolette, il fenomeno di una specie molto ma molto invasiva, che ha impattato. Il secondo fenomeno è il fatto dell'inurbamento del gabbiano reale, che è un fenomeno conosciuto, diciamo, in Europa dal secolo scorso, per cui non dobbiamo inventarci niente, perché è già successo prima a Londra, poi a Parigi, e tutto quello che hanno fatto, tra l'altro senza successo, potremmo diciamo farne tesoro. Tenete presente che oggi Roma è piena di gabbiani reali, ma è un fenomeno cominciato nel 1973, perché prima degli anni 70 il gabbiano reale a Roma non c'era. Perché ci sono questi gabbiani in città? Perché entrano in città e trovano un ambiente per loro ideale se trovano il cibo. Perché i palazzi alti potrebbero ricordare le scogliere dove nidificano. Per cui nidificano su un tetto di un palazzo di Venezia, e persone, torniamo al discorso dell'aeroporto, non ne trovano, per cui loro stanno in pace. Se gli diamo anche del cibo, che prima trovavano nelle immondizie,
si sviluppano, e una volta che sono entrati in una città non te li togli più, per cui è un fenomeno che andrebbe intelligentemente affrontato appena cominciano le prime coppie a nidificare. Se poi a questo ci aggiungiamo che adesso i gabbiani, che di solito sarebbero anche degli animali timorosi dell'uomo, si abituano a mangiare dalle mani dell'uomo, è evidente che creiamo un disastro. Perché un gabbiano a cui te dai appunto la pizzetta perché vuoi farti il selfie, quando passa il bambino o la sta mangiando, questo gabbiano non può capire che ce l'ha in mano per mangiarselo e non per darglielo a lui, per cui ha imparato a prenderselo, e ormai è un disastro, Per cui io a suo tempo avevo dato anche un po' una ricetta, ma non volendo fare il pifferaio magico, dico semplicemente che basterebbe che quando te vedi uno che si fa un selfie lo multi e vediamo se uno è disposto a pagare 50, 60 euro per farsi un selfie col gabbiano, insomma. Bene, va bene. Se no una ricetta è anche farsi i gabbiani arrosti. Già Una volta succedeva, cioè quando nel dopoguerra i pulcini di gabbiani venivano mangiati perché c'era fame, ma non è la soluzione che si può fare adesso. Certo. Ok. Va bene, Alessandro, ti salutiamo, ti ringraziamo per queste info sui gabbiani e ci sentiremo più avanti con qualche altro sempre molto interessante, grazie. animaletto. No, grazie a voi. E dovremmo E fare quindi niente pizza ai gabbiani in piazza San Marco, Esatto. per favore, neanche nei dintorni, neanche da nessun'altra parte. Speriamo che ci ascoltino, anche se ho visto che tanti stranieri, per cui, insomma, però non si sa mai, abbiamo delle mongolfiere, le mongolfiere esatto. girano. Bravo. Ok. Bene, Grazie grazie. mille, Ciao. mille. Alla prossima. Grazie, ciao. Cold and wet, tidy back, all of this I soon forget. Where my man is not big for looks, no hero out of box, but I love him. 2 or 3 girls ask me, he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true, he treats me good. What can I do? Oh my man, I love him so. You never know, oh my life is just despair. But I don't care when it takes me in his heart. The world is bright, alright. What's the difference if I say I go away? I know I'll be back on my knees someday. But whatever my man is, I'm here for him the more.
grazie anche ai Dixie Funk Parade. Rossella, abbiamo finito? Una Abbiamo ventata di finito? allegria, insomma. Sì, abbiamo finito questa prima puntata della nuova stagione 23-24. Perché non mi parte la transazione? Ah, eccola qua la La transazione. transazione Sì, vogliamo fare? Che transizione, transazione vogliamo fare? scusate. La transizione è partita, si era bloccata. Oggi era un po' come il primo giorno di scuola, insomma, Rodaggio, un po' in di rodaggio, un po' di Dobbiamo rodaggio. aggiustare un attimino qua la console. La Liegi, come va questo rodaggio? Va bene, sempre freddo, ma va bene, vai. Va bene, Allora, grazie a tutti. e non siamo Scriveteci, riusciti a a collegarci sentire con... purtroppo il nostro amico di Gaza. Esatto, vabbè, magari per le prossime volte se riusciamo, se lui riesce, perché hanno Sì, problemi, come so che si sapete. era spostato da Gaza City, dove è l'ufficio e dove è la sede dell'associazione Scambi Culturali con l'Italia. A Gaza City so che si era spostato al campo profughi di Khan Yunis nel sud, come era stato indicato dall'esercito israeliano, ma che doveva essere un corridoio umanitario, ma hanno bombardato anche là, Anche per quello. cui... E poi prima mi ha mandato un messaggio che hanno bombardato un ospedale Battista, con centinaia di vittime naturalmente. Vabbè, allora niente, vedete gli ospiti di questa sera quali sono stati, sono nel video, abbiamo avuto Marco Pirello, Patrick Bainado, Luigi Ballarini e Alessandro Sartori. Ricordo che andiamo in diretta il martedì quest'anno. Ma che si può sempre riascoltare Certo, negli altri giorni, in sia qualunque su momento del giorno e YouTube, della notte. esatto, e su... Buon appuntamento quindi a martedì prossimo, ore 21. Ci sarai, Omar? Non ci sarai? Boh, Non lo so. scopriremo penso solo di sì. vivendo. Esatto, un pensiero a tutte le vittime di questa settimana, purtroppo, che ci sono state dappertutto. E un ringraziamento a te Gianluigi e a Rossella per aver portato in linea alcune emozioni grazie agli ospiti che abbiamo presentato. Mi spiace che il collega non c'è dalla striscia per ovvi motivi, ma speriamo stia bene. Ok? Va bene, andiamo con la nuova sigla e niente, a martedì prossimo. Ciao. Grazie, ciao a tutti, buona serata. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio, Luigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo.